Vicepresidente Bozzonello, quest'oggi il cambio del comandante della pattuglia acrobatica è stato ricordato un cambiamento nella continuità per un elemento che è l'orgoglio dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia. Beh, noi da sempre siamo molto orgogliosi di essere qui in Friuli Venezia Giulia, in Friuli, la casa delle Frecce Tricolori. Questo elemento straordinario di reputazione del paese, dell'Italia tutta. Sappiamo cosa significano le Frecce Tricolori da un punto di vista mediatico, dal punto di vista della visione che si ha di loro quando volano. Un po' meno si sa anche della grande professionalità, del grande essere portatori di tecnologie, perché accanto a questa pattuglia c'è anche una grandissima tecnologia, una grandissima capacità di far apparire questo paese come realmente è, un paese dove c'è la possibilità di eccellere e di essere veramente all'avanguardia.